ci mancava la punta, ovviamente. Ci mancava una vera punta nella squadra. E so che l'hai incontrato, so che hai incontrato in Danimarca Preben Larsen Elker, esatto, vero? il quale presentava il suo libro. Volevamo tra l'altro portarlo qua a leggere qualche frase, ma tutto in danese, quindi un grosso problema anche per noi. Quindi, ti facciamo una sorpresa, Alberto, perché siamo in grado di collegarci con Preben Larsen Elker. Sarà ancora molto provato. L'abbiamo contattato proprio questa mattina ed è in collegamento con la Danimarca, vediamo. Eccomi qua, allora. Allora io volevo ringraziare Salaon perché mi ha fatto assaggiare risotto con saggia sale e mi ha detto buono, io ho detto buono, però ho cantato su anche... Prebe, mi sa che hai mangiato molto risotto con l'amarone a occhio. Cioè, non so, io però ti ho detto, aspetta che ho spiegato, ti ho detto è buono, ho cantato su tutto. Ho tutto quanto, ho detto vai via che mangio tutto io perché è buono, vai via, lui continuava a venire lì, io ho detto no, e allora, grazie, siete simpatici, e allora ho cantato su anche il bursino, che c'è anche nella pentola, ho cantato su tutto, buono per 601 persone perché io ho mangiato per 2. E hai bevuto, vero? Sono arrivati con i vini italiani. Un goccino di tè di pietra non si può lasciare lì, dico, da qua a me, che io metto in tasca, vedi, e ho detto, da qua, dammene un po', dammene ancora, vai via che bevo io, va via, ecco. Allora... Si vede anche dal colorito, si vede anche dal colore, vero, del viso.